Contributo d'accesso a Venezia, si parte via nel 2024 a 30 giornate di sperimentazione della tassa per i turisti che non pernotteranno nel comune di Venezia. 5 euro a testa soprattutto nei ponti primaverili e nei weekend estivi. Il calendario verrà definito nelle prossime settimane, ma intanto la Giunta Brugnaro ha dato il via libera all'emendamento con il testo finale della delibera che istituisce il regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo d'accesso con o senza vettore alla città antica del comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna. Dopo l'esame delle commissioni competenti, l'approvazione definitiva avverrà in Consiglio Comunale il prossimo 12 settembre. A breve, oltre al primo calendario di giornate in cui si dovrà pagare, sarà disponibile anche una piattaforma multicanale e multilingua per prenotare agilmente. Prenotazione più che contributo è la giusta definizione dell'iniziativa rinviata per anni ed ora giunta alla concretizzazione nonostante le proteste di altre città d'arte che vorrebbero poter istituire anche loro la tassa e soprattutto di molti veneziani per i quali non servirà a salvare Venezia dall'invasione di turisti ma solo a fare cassa. Chi dovrà pagare i 5 euro infatti saranno le persone che non dormono in città perché quelle già sborsano i soldi della tassa di soggiorno. Tutti gli altri dovranno prenotare la loro visita giornaliera e versare i 5 euro a meno che non facciano parte delle categorie esentate, come ad esempio i residenti in Veneto oppure di quelle escluse. Parliamo di una media che oscilla tra le 5.000 e le 15.000 presenze giornaliere con punte di 100.000 per i grandi eventi, mentre i pernottanti negli hotel, 82.000 posti nel comune, dei quali 60.000 in centro storico, che vengono esclusi dal contributo perché pagano già la tassa di soggiorno, sono quasi 13 milioni all'anno, dati del 2019 con 11 milioni di stranieri. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 5 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il via libera al contributo d'accesso a Venezia. Si parte dalla primavera 2024, la notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi nell'articolo di Elisio Trevisan, di cui vi ho letto la prima colonna poco fa. Allora vediamo le dichiarazioni del sindaco Luigi Brugnaro che dice: regolare i flussi turistici in alcuni periodi è necessario, ma ciò non vuol dire chiudere tutto. La Giunta Brugnaro ha definito i criteri della tassa per entrare nella città storica. Si parte con 30 giornate a pagamento. Chi non abita in Regione Veneto verserà 5 euro. Leggiamo di nuovo i numeri: 100.000 le presenze a Venezia nei giorni di punta, quelli in cui si tengono i grandi eventi di richiamo. 5-15.000 la media quotidiana delle presenze riscontrate nel capoluogo lagunare secondo le rilevazioni. Questo dato però non tiene conto dei 13 milioni di pernottamenti all'anno. Siccome versano già la tassa di soggiorno, questi turisti non pagheranno il ticket di accesso a Venezia. La notizia anche sulle pagine del Corriere del Veneto: ticket d'accesso a Venezia dal 2024 si pagheranno 5 euro, il contributo è previsto solo nei 30 giorni caldi, tra virgolette, i veneti saranno esentati ma dovranno prenotare. È una risposta all'UNESCO anche, siamo i primi al mondo a istituire questa tassa, dice il sindaco. Il contributo sarà dovuto da circa 10.000 turisti al giorno, l'incasso sarà di 1,5 milioni di euro l'anno. Si parte l'anno prossimo, tra Pasqua e il 25 aprile, possibile esenzione dopo le 17. Il calendario dovrà essere ancora deciso dalla giunta comunale. E vediamo la notizia anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Il turismo in Veneto, ticket d'accesso per Venezia 5 euro a persona, test in primavera. Dalla giunta l'ok al testo del regolamento che va in consiglio, la sperimentazione in 30 giornate ad alto afflusso, esonerati i veneti, i pendolari e gli studenti. Queste le regole che ora sembrano certe.
nuovo passaggio amministrativo a 5 anni dalla prima approvazione di un regolamento sui flussi turistici. Lo ricordano i quotidiani del gruppo Gedi, appunto è da anni che si parla di questo contributo, di questa vera e propria tassa d'accesso a Venezia, 5 anni nei quali la discussione è stata all'interno delle istituzioni comunali, ma anche naturalmente e soprattutto nella città, tra i cittadini veneziani che sono in larga parte contrari a questo strumento che secondo molti non servirà a limitare o a gestire quantomeno i flussi turistici, ma semplicemente a fare cassa, e creerà anche tanti disguidi ai cittadini veneziani. Grandi eventi esclusi, ancora molti gli aspetti poco chiari, scrivono ancora i quotidiani del gruppo Gedi, a partire dal calendario e dai controlli che ora dovranno passare alla prova dei fatti. Sì, certo, perché resta la domanda: come controllare le decine di migliaia di turisti che ogni giorno si riversano nella città storica del comune di Venezia. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Quella di oggi è soltanto l'ennesima tappa di un lungo percorso che si è più volte interrotto. Nel frattempo noi proseguiamo invece la nostra rassegna stampa. Di nuovo sulle pagine del Corriere del Veneto una notizia che riguarda la sanità, in particolare la fuga dei medici dalla sanità veneta che continua a ritmo davvero sostenuto. Vediamo di che si tratta: stipendi d'oro, casa e meno tasse, la rabbia di medici e infermieri. Sono sempre di più i professionisti sanitari in fuga verso i paesi del Golfo, quindi Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Oman, Bahrain e Kuwait, che stanno assumendo medici, infermieri e professionisti delle altre professioni sanitarie a sprombattuto, promettendo appunto stipendi molto più elevati di quelli che si possono ottenere in Veneto e in Italia, e anche meno tasse. La notizia di oggi è che i primi 100 veneti hanno detto di sì, e quindi parte l'allarme, si aggrava la carenza di personale. Vediamo un po' i dettagli. L'85% di medici, infermieri e fisioterapisti in partenza per i paesi del Golfo stanno attualmente lavorando per la sanità pubblica e quindi lasciano ulteriori buchi negli organici già carenti delle strutture pubbliche. Appunto oscilla tra i 14.000 e i 20.000 euro al mese la retribuzione dei camici bianchi negli stati arabi, e poi ci sono i benefit. 3.000 euro è la base della busta paga degli infermieri invece in Medio Oriente, dove può arrivare a 6.000 euro al mese. In Italia sono 1.400 euro al mese. Secondo l'associazione Medici Stranieri in Italia, le regioni che accusano l'esodo maggiore sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tra i motivi, sempre gli stessi, i carichi di lavoro enormi e la stanchezza che si è accumulata negli anni. Non soltanto la pandemia, ma in generale l'organizzazione sempre più precaria del lavoro all'interno delle strutture sanitarie della sanità pubblica veneta in questo caso. Attenzione, un altro dato interessante sulla fuga dal nord: gli infermieri in questo caso non vanno soltanto nei paesi del Golfo, non vanno verso soltanto l'Arabia, ma gli infermieri scappano pure al sud. Nel 2022 ben 1.000 infermieri hanno lasciato il Veneto verso le regioni del meridione italiano. E adesso noi voltiamo pagina, invece passiamo alla politica regionale, che in questi giorni si è occupata di ambiente, in particolare di qualità dell'aria e di auto inquinanti. Allora leggiamo la notizia sul Corriere del Veneto: auto inquinanti, niente divieti se c'è la scatola nera, deroghe quindi per i blocchi autunnali ma con un tetto ai chilometri. L'assessore regionale all'ambiente Bottaccin dice: aiutiamo con questa misura chi non ha alternative. Su base volontaria, queste le nuove regole, si potrà far richiesta di una scatola nera fornendo targa e libretto. Questo meccanismo permetterà a chi possiede un'auto inquinante
di viaggiare, di spostarsi con la propria auto anche durante le giornate di blocco dei veicoli inquinanti. Appunto, con l'autunno i livelli di PM10 nell'aria schizzano alle stelle, sforando i limiti di legge previsti. Contemporaneamente scattano i blocchi per le auto con euro da 0 a 4 e proprio questi veicoli saranno interessati appunto alle nuove deroghe. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: via libera alle auto inquinanti purché dotate di scatola nera. Il provvedimento approvato ieri in Consiglio regionale è stato pensato per anziani con poche possibilità economiche. E anche il Gazzettino titola in maniera analoga: scatola nera in Veneto per i veicoli inquinanti, ok all'unanimità del Consiglio regionale al dispositivo per il controllo delle emissioni, chi lo installerà su un'auto vecchia potrà circolare entro un tetto annuo di chilometri. Questo per quanto riguarda insomma la qualità dell'aria e il traffico di veicoli privati. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 3 notizie flash. La prima arriva dal comune di Cadoneghe, dove leggiamo sul Corriere del Veneto: l'autovelox inguaia il capo dei vigili. Cadoneghe, inchiesta sull'impianto più contestato del Veneto, comandante indagato per falso, PC sequestrato. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: autovelox e multe record, i carabinieri in comune, indagati 2 vigili urbani. Padova, perquisizioni dell'arma a Cadoneghe, dove gli impianti hanno prodotto 24.000 multe. I 2 dispositivi hanno provocato la rivolta degli automobilisti, uno è stato fatto esplodere. Insomma, ora le indagini però riguardano appunto i vigili urbani. Un'altra notizia flash: case vuote nei centri città, ne abbiamo parlato ieri in questo podcast. I proprietari oggi chiedono ai comuni di aiutarli a ristrutturarle, dicono: siamo pronti a darle a chi serve, ma appunto ci serve un aiuto, i lavori costano troppo e i rischi degli affitti spaventano. L'idea è quella di accordi pluriennali a favore di studenti e anziani. Gli immobili vuoti diventano spesso elementi di degrado nei centri storici e quindi in questo senso i proprietari sperano che ci sia un interesse riconosciuto da parte anche del comune, una sorta di interesse pubblico nella ristrutturazione, nel ripristino di questi immobili che poi naturalmente verranno messi in affitto nel mercato privato con guadagni per i loro proprietari. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una ultima notizia che riguarda la scultura lignea sul Celado realizzata con i resti degli alberi di Vaia che era stata bruciata nei giorni scorsi, un rogo che aveva bruciato appunto la scultura del drago. Ora arriva una nuova opera da parte dello stesso artista. Si tratterà di un grifone che sarà protetto dalle telecamere. Martalar, l'artista vicentino, realizzerà la prossima scultura ad Asiago. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.